Al Negrotto di Genova va in scena il big match tra Valsecca Calcio e Voltri, scontro valevole per la 12ª giornata del campionato in seconda categoria girone C. Si sfidano le prime due della classe, entrambe appaiate a quota 25 punti. Valsecca alla ricerca del settimo risultato utile consecutivo, mentre Voltri alla ricerca della quinta vittoria consecutiva. Prima azione della gara intorno al nono minuto di gioco, con un lancio che supera la linea difensiva del Valsecca su cui si avventa Fumanti, la sua conclusione però è leggermente alta sopra la traversa. Insistono gli ospiti con un'altra doppia occasione, prima Grutta porta palla e serve con Colino, tiro però largo, e poi la spizzata di Ricci trova la deviazione con il tacco di Ossuto, ma salva praticamente sulla linea di porta di Moro. Al 25esimo prima azione dei padroni di casa con una magia di Taravella che salta Ottonello e si presenta davanti a Canciani, ma la sua conclusione termina fuori pochi centimetri. Al 40esimo episodio molto dubbio, infatti in contropiede Taravella serve Laudari, che avrebbe davanti a sé solo Canciani, ma il direttore di gara Gambaro fischia offside. Al tramonto del primo tempo, in pieno recupero Laudari viene steso in aria da un intervento della coppia Ottonello-Toselli. Per il fischietto della sezione genovese non ci sono dubbi, è penalty. Dagli 11 metri si presenta Zangla che non sbaglia, esecuzione perfetta, palla da una parte e portiere dall'altra, quindi vantaggio Valsecca e ottava rete nelle ultime 5 gare per il trascinatore dei padroni di casa. Si conclude così la prima frazione di gioco. Ripresa che si apre con un contropiede del Valsecca con Capitan Zizzi che viene anticipato però di poco in uscita da Canciani. Scampato il pericolo gli ospiti si ripropongono in avanti, con due occasioni nell'arco di 5 minuti, sempre con Fraietta protagonista, prima su un corner colpisce ma il pallone termina fuori, e poi sul tocco di Ossuto ancora di testa non riesce ad inquadrare lo specchio da ottima posizione. Sempre in contropiede riparte il Valsecca con Zangla che calcia e trova la risposta di Canciani. Gli ospiti aumentano la propria trama offensiva alla ricerca del pareggio, con Fumanti che serve Ossuto, che da eccellente posizione però spara alto. Ma a 15 dalla fine, sulla conclusione dalla distanza di Tenca, Zizzi si oppone con la mano. Per il direttore di gara è nuovamente calcio di rigore. Dal dischetto si presenta il mancino Ricci, che calcia centrale battendo Di Moro, riportando in parità il match e siglando il suo terzo centro stagionale. All'80esimo prova a farsi perdonare Zizzi con un tiro dal limite, su cui però è attento l'estremo difensore. A 5 minuti dalla fine, Ottonello viene espulso per somma di ammonizioni dopo aver commesso questo fallo su Leoncini. In pieno recupero i padroni di casa cercano di trovare il gol vittoria, con il colpo di testa di Zanga che termina fuori la conclusione dalla distanza di Leoncini, però bloccata senza problema da Canciani. E dopo quasi 6 minuti di recupero Gambaro fischia 3 volte. Al Negrotto di Genova l'incontro tra Valsecca e Voltri termina 1-1, con le due squadre che si dividono la posta in gioco.